Io sono Antonio dell'Associazione Fantalica e come appunto questo è il secondo incontro di questo piccolo format che abbiamo chiamato Ma gli artisti cosa fanno? Per cercare di incontrare appunto i giovani in questo progetto dell'associazione che si chiama Spazi e Giovani, cercare di portargli degli esempi di alcuni artisti del nostro territorio, poi anche la possibilità di inviare le vostre proposte per chissà far nascere delle nuove opere sul territorio. E intanto vorrei appunto iniziare presentando Samir Sayed e Lucrezia Negrini, che sono i nostri ospiti di oggi. Loro lavorano in un duo che si chiama Quatrien Paysage e sono appunto due artisti contemporanei. Allora, inizio come la volta scorsa con un esempio di cosa vuol dire arte pubblica. Un po' tutto il nostro progetto vuole utilizzare l'arte che si porta nel territorio e quindi ha anche a che fare con la comunità che gli sta attorno, con le persone con cui vive e i posti che frequenta. Oggi vi parlo invece di un artista tedesco, Joseph Beuys, che ha sempre cercato un gran rapporto, ad esempio, con la natura ed era pronto anche a mettersi in gioco in prima persona. Qui, ad esempio, vedete un'opera in cui si è fatto chiudere in una stanza, quella era in visita negli Stati Uniti, e in quest'opera si chiama Mi piace l'America e io piaccio all'America, si è fatto chiudere insieme a un coyote per alcuni giorni in una stanza, in una gabbia. E, a volte la convivenza era più pacifica, altre volte, insomma, era sicuramente più vivace, diciamo. Ma non volevo parlarvi direttamente di questa opera, ma per farvi un esempio insomma, di quello che può fare un artista. In occasione di una grande fiera d'arte, ha fatto posare 7000 lastre di basalto, qui le vedete meglio, sono questi pietroni, e questo è lui, Beuys, chiedendo alle persone che adottassero ognuno una di queste 7000 lastre. Per ogni lastra veniva dato un piccolo contributo e con questi contributi venivano utilizzati per piantare degli alberi. Quindi negli anni ci sono voluti parecchi anni per riuscire a dare via tutti i 7000 pezzi di pietra e sono stati piantati 7000 alberi in tutta Kassel, in tutta questa città tedesca. E questo è il risultato. È quasi più nemmeno riconoscibile dove c'è l'opera, dove no, è tutta diffusa per la città. È proprio un'azione. Questa lui la chiamava scultura sociale. In qualche modo andiamo proprio a giro sul mondo in cui viviamo. E per lui tutti siamo artisti, tutti abbiamo questa potenzialità. Appunto, l'arte contemporanea usa molti processi diversi e che in realtà tutti possiamo essere artisti, che penso sia un bel messaggio, insomma. Passerei la parola a Samira e Lucrezia, così ci raccontano un po' loro come operano. Vi lascio la parola. Allora, ciao a tutti, innanzitutto Buongiorno. ci definiamo un duo artistico, ci siamo dati il nome di Quarto Paesaggio, proveniamo entrambi da studi fatti all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Seppur di ambiti iscritti ad indirizzi diversi, io ad esempio ho frequentato arti visive o arti multimediali, quindi più materia legata alla fotografia, al video. Samir era iscritto a progettazione grafica, però in realtà ci siamo poi molto mescolati nella nostra formazione. Io, l'immagine con il titolo Derma, ad esempio, è stato probabilmente l'evento in cui io e Samir ci siamo più trovati, perché entrambi abbiamo svolto in diverse serate live visual performance, quindi ad esempio io in questo caso mi sono occupata di realizzare delle videografiche che poi dovevano interagire con la musicalità di un artista sonoro. Mandiamo un piccolo filmato, sì, teaser che era stato realizzato in quel periodo.
Questo diciamo che caratterizza un mio approccio, come ad esempio anche per Samir la live performance è sicuramente un aspetto che continuiamo a praticare, però ad esempio personalmente mi sono trovata soprattutto nel percorso accademico anche a lavorare sulle installazioni multimediali e anche interattive. Ad esempio Random Distorted Memories, il tema generale è legato alla condivisione. Analisi circa la nostra condizione attuale anche per come ci relazioniamo con le tecnologie. Diciamo che oggi magari gli esseri umani sono soggetti ad una bulimia di informazioni, di immagini, dove la vita è immersa in un flusso costante di dati informatici vaporosi e inafferrabili. Quindi l'identità anche del soggetto è riscritta attraverso un dialogo tra virtualità e realtà contingente, quindi anche tra spazio pubblico e spazio privato. In questa installazione io permettevo sostanzialmente al fruitore, agli osservatori, di interagire ed entrare nel mio hard disk personale. Io penso che chiunque di noi possieda ormai un oggetto che garantisce la nostra memoria digitale, e in questo caso io davo la possibilità a chiunque di entrare nella mia intimità, mettendo un po' in discussione proprio questa condizione contemporanea, dove sostanzialmente l'intimità diventa estimità, cioè si rovescia completamente verso l'esterno, e quindi viene meno quello spazio privato, personale, che dovrebbe restare nascosto agli occhi dell'altro. L'installazione, diciamo, ha l'obiettivo proprio di esplorare come la memoria, l'esperienza di ognuno e l'identità cambino proprio in relazione all'uso dei dispositivi digitali che utilizziamo oggi. E così queste sono alcune delle mie installazioni realizzate ultimamente. Adesso passo a Samir. Ho portato qui tra gli esempi un lavoro a cui tengo particolarmente, che ho fatto in accademia in occasione di una mostra fatta a Murano, un approccio diciamo al vetro un po' più contemporaneo. Quest'opera io l'ho intitolata praticamente The Frag, nel fare il sopralluogo di questa location dove poi allestire la mostra, perché poi c'è stato tutto anche il processo di allestimento. C'era una soffitta e in questa soffitta io ho trovato vetri piombati che si trovano nelle vecchie finestre veneziane. Io ho recuperato questi frammenti tramite l'aiuto di ragazzi che lavoravano nel laboratorio di decorazione, li abbiamo fusi su una lastra di vetro della grandezza, diciamo, con delle proporzioni 16 noni, in modo che successivamente potesse essere messa questa lastra trasparente di vetro su 2 monitor, e successivamente elaborando con software con Illustrator e After Effects ho creato un'animazione che riprendeva la forma di questi frammenti, creare poi successivamente un'animazione di luce. Vi faccio vedere il video di presentazione che racconta un po' il lavoro tutto il processo fino ad arrivare al lavoro stesso. Mettendo insieme le nostre esperienze siamo giunti a quarto paesaggio. Muoviamo nell'ambito delle installazioni del site specifico
size sensitive o appunto della performance audiovisiva, opere che appunto riescano ad interagire comunque col fruitore. Il quarto paesaggio è stato ispirato da questi testi che io consiglio vivamente, anche come approfondimento per conoscere il mondo di adesso. E ne approfitterei per chiederti cosa vuol dire site specific. Lavori relazionati a un determinato paesaggio, un determinato territorio oppure edificio, insomma. Sì. È sempre anche, da parte nostra, è sempre anche una ricerca su quello che quel luogo è stato e che è. Quindi è sempre un porci in relazione anche con la storia e sì, l'identità, l'esperienza di quel dato luogo in cui poi realizziamo la nostra arte. Il site sensitive tiene sempre conto del luogo, del contesto in cui si sta andando a lavorare. Primo lavoro, diciamo, anche realizzato in un contesto espositivo. Installazione interattiva audiovisiva nella città di Fano ad un evento culturale. Leaves of Grass si ispira comunque al concetto di Gilles Clement di terzo paesaggio e quindi cerca di elaborare in veste digitale il concetto di residuo che sta appunto alla base della riflessione sull'evoluzione del territorio, del paesaggio urbano e rurale. Abbiamo cercato di trattare questo concetto di residuo come una condizione di possibilità per la biodiversità naturale. È interattiva questa installazione nel senso che quando il fruitore si presenta davanti all'installazione vede un paesaggio di consistenza numerica, nel senso è un paesaggio creato con un software, quindi un software generativo che con la presenza dello spettatore si ritrae. Diciamo che appunto questo filmato rappresenta l'azione dell'installazione. Nel momento in cui il fruitore si avvicina, suono e immagine si ritraggono. Il lavoro era fatto ovviamente al buio in una... come si chiamava il posto? Bastione Sangallo di Fano, che è un edificio storico, e proiettavamo sul muro e appunto quando la gente si avvicinava suono e immagine svanivano. Poi andando avanti, un altro nostro lavoro che è stato fatto durante il periodo di lockdown è legato alla tematica comunque dell'isolamento e della chiusura anche non solo fisica ma anche poi che diventa mentale, diciamo, in uno spazio costretto, quindi ci siamo rapportati con la casa in cui vivevamo, pochi metri quadrati, insomma, e abbiamo cercato di interpretare il concetto del margine, del limite, del muro, quindi della chiusura.
Praticamente quello è il mio appartamento di 40 metri quadri scansionato con fotogrammetria, che è una tecnica che prevede l'utilizzo di una macchinetta, una fotocamera digitale full frame, si acquisiscono le immagini a 360 gradi e tramite dei software particolari si riescono a creare dei modelli tridimensionali che poi si possono gestire con altri software. E quindi noi dalla fotografia siamo arrivati a costruire dei modelli tridimensionali e a realizzare tutto quel reticolo che è poi la struttura tridimensionale delle immagini acquisite. Quindi è come se avessimo ricreato un appartamento virtuale tridimensionale dove la camera si muoveva e poi usciva fuori dal soffitto. Grazie mille, grazie Samir. Grazie a voi. Che quest'ultima opera sia un esempio di come poi gli artisti lavorano su tematiche e su quello che vivono in realtà, no? E anche questa cosa del lockdown, in qualche modo loro l'hanno vista così, l'hanno voluta restituire secondo la loro sensibilità. Io avrei una domanda, sono Kevin, sono qua. Ciao. Ciao. Volevo chiedervi, ma da dove è partita questa passione dell'arte? Bella domanda. Allora, per me da sempre, da quando sono piccolissima, sono partita in realtà dal disegno, quindi comunque da tutt'altra cosa rispetto a quello che faccio ora. Però poi piano piano ho studiato, ho frequentato varie scuole, poi sono arrivata all'Accademia di Belle Arti, da lì ho scoperto la fotografia, poi il video e mi sono innamorata di queste pratiche, però devo dire che non mi sento di abbandonare il disegno, insomma sono cose che mi accompagnano sempre e che adesso porto avanti, coltivo la mia ricerca che poi è sia pratica che comunque anche teorica e quindi diciamo che questa passione ancora è molto forte in me, spero mi accompagni sempre. Io l'ho riscoperta, ovviamente da più giovane ero malato di manga, quindi disegnavo tantissimo. Il mio percorso di studi è stato stranissimo, ho fatto l'istituto tecnico agrario, poi da lì sono uscito, ho studiato giapponese all'Università a Roma, a un certo punto sono arrivato a Venezia, mi sono appassionato di fotografia, sono entrato in accademia per fare fotografia e sono finito a fare il videomapping e le installazioni. A un certo punto è emersa, forse era un'esigenza che c'era ma era sommersa, poi a un certo punto è uscita fuori. Anch'io credo che tutti possono essere artisti, quindi magari c'è quella sensibilità che può essere espressa attraverso qualche tecnica che non necessariamente è una sola, cioè non necessariamente è il disegno, la pittura, il video, possono anche essere tutte queste cose insieme. Forse c'è il prof che arriva con le domande. Come viene diviso il vostro lavoro, nel senso quanto di quello che fate è tecnico, artistico, grafico? Una fase sicuramente molto molto importante per entrambi è la ricerca anche teorica, poi da lì comunque elaboriamo un ragionamento che non è che ci leghi troppo alla realizzazione poi tecnica e pratica, diciamo che funge proprio da ispirazione, poi in quel momento cerchiamo di capire come vogliamo esprimere quella cosa. Cerchiamo di capire quindi quale medium è il migliore, cioè può essere meglio un video, può essere meglio un'installazione o addirittura una performance e da quel momento poi cerchiamo di capire come suddividerci il lavoro sapendo che lui è di certo più bravo di me a strutturare delle presentazioni grafiche o cose così, io magari posso più stare nel video ma ci mescoliamo molto anche proprio per imparare l'uno dall'altra. Che mi chiedono da dove vengono di solito commissionati i lavori, quindi appunto come vi arrivano le richieste di installazioni, progetti, eccetera. Dipende. Allora, molte volte partecipiamo noi a dei concorsi, a dei bandi, è un lavoro quello a tutti gli effetti, nel senso che siamo artisti comunque emergenti, quindi cerchiamo di farci conoscere il più possibile. Poi può capitare invece che tramite degli amici che ci segnalano delle attività, allora veniamo
chiamati, veniamo inclusi in questi progetti. Non è che è proprio come le commissioni che ti vengono date nell'ambito della progettazione grafica, è un po' più complesso. Diciamo che le strade sono quelle, o il bando, le call o le conoscenze. Perfetto, beh, poi se ci sono altre domande le lasciamo alla fine. Ne approfitto per dirvi che appunto anche Samir e Lucrezia sono coinvolti nel progetto Spazi ai Giovani, e quindi in particolare sulla call Sfide, che vi vado a condividere di nuovo. Le avevo accennato la volta scorsa, ma se vi hanno incuriosito ancora di più, loro insieme a me e insieme a Giovanna Marin proprio andremo a lavorare a partire dalle idee che verranno fuori da questo concorso Sfide. Quindi vi faccio vedere nuovamente come si fa a partecipare. Si va su spaziogiovani.fantalica.com e qui trovate le varie fasi del progetto, tra cui c'è Sfide. Appunto un concorso destinato ai ragazzi e ragazze dei 15 ai 25 anni della Bassa Padovana, quindi fondamentalmente a voi, e è sufficiente inviare un po' le vostre idee. Qua ci sono le 3 possibilità. Vi chiediamo di indicarci un posto della vostra città che su cui secondo voi sarebbe bello agire con l'arte, una tecnologia, magari anche quelle che abbiamo nominato oggi, perché no, che vi interessa e su cui sarebbe bello lavorare insieme agli artisti, oppure uno spazio naturale, diciamo, fuori dalla città, che secondo voi è un vostro posto del cuore o un posto da difendere o da valorizzare. Quindi partecipate, c'è tempo ancora circa un mese, però insomma prima ci arrivano, prima noi iniziamo a ragionarci e coinvolgervi poi su questo lavoro. Vi ringraziamo per l'attenzione, ringraziamo chiaramente il professor Pertile, il professor Gile, l'Istituto Manfredini e tutti voi ragazzi. Lascio la parola al professor Pertile. Vi ringraziamo tantissimo. Dicevo la volta scorsa ancora ai artisti che hanno partecipato che abbiamo aderito a questo progetto proprio perché insomma apprezzavamo il fatto che ci sarebbero stati degli artisti veri che sarebbero venuti in contatto con la nostra scuola e con i nostri allievi. Cioè la cosa preziosa di questi incontri che facciamo sono proprio gli artisti. Il vostro contributo è apprezzatissimo e quindi siamo molto soddisfatti. E c'era anche un applauso prima che è partito, però ve lo siete persi. Probabilmente ve lo siete persi ancora. Grazie a voi davvero. Bene, grazie ancora a tutti, grazie Samira e Lucrezia e buona continuazione, ci vediamo presto, insomma. Buona giornata. Partecipate a Sfide, mi raccomando. Sì, partecipate, dai.